Folta partecipazione di fedeli ai festeggiamenti in onore dell'Addolorata conclusi ieri sera nell'omonimo santuario con una messa solenne celebrata sul sagrato della chiesa animata dal coro diocesano e una partecipata successiva processione snodatasi dalla via Garibaldi fino alla chiesa di San Giuseppe sita nei pressi di Piazza Municipio. Un grande numero di fedeli ha seguito il programma organizzato dal rettore del santuario Don Lillo Argento con il supporto immancabile e insostituibile dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, il cui superiore è Alfonso Cotaia, una storica presenza religiosa sul territorio esistente dal 1600. Un'intensa settimana di preghiera e cerimonie religiose che hanno anche contemplato un raffinato e colto galà mariano per la regia di Pippo Calandrino. Soddisfatto Don Lillo Argento per la ricca presenza di fedeli che anche quest'anno hanno testimoniato la loro fede alla Madonna Addolorata. Grandi numeri, seppur in un quartiere spopolato e con sporadiche presenze di residenti, ma il culto mariano ha richiamato tanti di essi provenienti anche da zone diverse della città e anche dalla provincia. Ecco, stiamo per iniziare la processione della Beata Maria Vergine Addolorata. È una breve processione, solo qui diciamo verso la zona del quartiere, però è bella, sentita, anche la messa è stata partecipata. Adesso faremo questo tragitto ancora per venerare la Vergine Maria e concludere i giusti festeggiamenti. Segno di una fede intensa verso la Madonna. Sì, devo dire che ancora nel quartiere è molto radicata, ecco, questa devozione alla Vergine Madre Addolorata. D'altronde questo quartiere, il Rabbato, questa via Garibaldi, ecco, è nata proprio intorno a questo santuario della Beata Maria Vergine Addolorata, e ancora, anche se tanta gente non abita più qui, torna sempre per ricordare il suo attaccamento e la sua devozione alla Vergine Maria Addolorata.